le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. 8 agosto 1956, Belgio. Un incendio dilaga nella miniera Bois du Casier a Marcinelle. Muoiono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 sono italiani, 5 i veneti. Uomini emigrati in un altro paese che si sporcano le mani e che affrontano l'impossibile per garantire dignità alle loro famiglie. Un rogo causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica uccide Giuseppe Corso, Dino Della Vecchia, Giuseppe Polese, Mario Piccin e Guerrino Casanova. Questi i nomi delle 5 vittime venete, che nei loro comuni d'origine, Montorio Veronese, Sedico, Cimadolmo, Codognè e Montebelluna, hanno lasciato mogli e figli per partire verso il Belgio, alla ricerca di fortuna. Uomini barattati come materie prime sulla base di precisi accordi. Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ricorda il disastro di Marcinelle, facendo riferimento al fatto che questi minatori erano manodopera inviata in cambio di quintali di carbone per l'Italia. Una data dunque diventata nel corso del tempo una vera e propria commemorazione a livello nazionale, con un occhio di riguardo anche al triste primato del Veneto che è tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda i decessi sul lavoro. Marcinelle è un simbolo che ci impone di tenere viva la memoria su questa tragedia, prosegue il presidente della regione Veneto, un monito a non dimenticare tutta la storia della nostra emigrazione e, sulla strada di quello che è già un nostro preciso impegno, garantire sempre maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro affinché nessuno, conclude Zaia, debba più rischiare la vita nell'assicurare un'esistenza dignitosa alla propria famiglia.